Caronia mette ordine e adesso può anche cambiare gioco. Lo fa le parti di Tarantino, sempre molto avanzato. Pallone per Ba, anticipato Malik Ba dalla grande chiusura, in questo caso, se non vado errato, del numero 5 del CUS, Giacomo Agnello. E allora, calcio d'angolo per il Castellammare con questo pallone che sarà messo al centro da Musso. Vicino all'assistente Musso mette il pallone al centro, a vuoto Ba, a vuoto un po' tutti in realtà, riesce a mandare lontano Visconti, allora corre Colombo, palla al piede, ancora lui, Colombo insiste e riesce a ottenere il fallo. Grande giocata qui di Colombo, si è un po' addormentato di contro, però in questo caso Colantoni. Allora, calcio di punizione per il CUS, potrebbe essere la prima occasione della gara per i ragazzi cussini. Sono diversi uomini in area di rigore, vediamo Centonze vicino al dischetto, ma anche Agnello, anche Alaimo. Appena fuori vi sono Visconti e Colombo. Attendiamo la battuta che arriva adesso. Pallone che arriva al centro, esce il Castellammare un'altra volta rischiando un po'. Poi il pallone che viene ridato in mezzo, riesce a uscire il Castellammare. Ba prova già a sperimentare la profondità, Tarantino prova a servirlo, si impegna qui Agnello, evita che questo pallone potesse essere disponibile per gli altarini del Castellammare. In realtà c'era Palmieri, così come un po' più staccato Sorrentino, pronti a riprendere il pallone. Sorrentino proprio va andare lontano, prova almeno ad andare lontano, a imbeccare Colombo in un match ovviamente complicato per il CUS, che si è complicato pure subito con la rete dell'1-0 siglato dopo 80 secondi da Musso. Adamo ancora per Di Paola, va lontanissimo il portiere del Castellammare. Un po' se va anche lontano il CUS. Adamo riserve Di Paolo che può fare quello che vuole adesso con il pallone, potrebbe anche prenderlo con le mani, ma si riappoggia di nuovo a Tarantino. Pallone ora per il 3 dopo il passaggio di Lampo. Adesso tocca da parte del campo, se non vado errato, a Pipitone. Adesso Colantoni gira non benissimo, e CUS che in qualche modo riesce a ritornare dal suo portiere. 18esimo. Diciamo che gli appuntamenti sportivi ovviamente non si arrestano ai appuntamenti alle 2:30, abbiamo anche tanto calcio a 5, alle 3 Mistral ritorna in campo per questo 2026 alla ricerca della loro. Occhio a Ba che corre in contropiede, Ba è tutto buono, Ba la giocata, ancora il 10, aspetta, va sul sinistro, Ba fermato in area piccola. Ba ha avuto la grande occasione, adesso occhio al Castellammare che prova sul solco del contropiede firmato Malik Ba, che anche oggi deve essere infermabile. Occhio a Ba, va sulla sinistra, il pallone è buono, la parata di Mortillaro e poi ancora Castellammare, stavolta con Tarantino. Esce il CUS, ma non in maniera definitiva perché c'è lo Bosco che ottiene una rimessa con le mani. Grande Castellammare, qui Ba aveva preferito servire Colantoni che ha avuto l'occasione per raddoppiare. Adesso tocca a Lobosco che va in mezzo, Noto prova a fare la sponda, poi qui cade malamente a terra numero 8 Agnello dopo il tiro dell'altro numero 8 Pipitone, ovviamente involontario, però c'è il rischio che abbia preso una storta il giocatore cussino. Più che Agnello è Russo, si tratta di Russo, il numero 10 del CUS. Si
i cori che sentite sono per Malik Ba, lo stanno incensando, vogliono ovviamente che un'azione del genere, se dovesse riproporsi, dovrà stavolta essere gol. C'è da dire anche che il Cus comunque aveva coperto molto bene la propria area di rigore. Adesso occhio sempre alla formazione di casa, con Noto che prova a spizzare il pallone di testa. C'era comunque Musso lì in agguato, poi Lo Bosco apre un'altra volta per Ba, anticipato Malik Ba. Adesso pallone che deve essere uscire per il Cus, ma non bene qui Centonze. Allora rimessa con le mani per Lo Bosco, che preferisce però servire Musso. Andrà lui con la lunga gittata, anzi preferisce Noto, atterrato in aria, ma nulla da segnalare per il direttore di gara. Troppo lieve la trattenuta di Centonze in questo caso. C'è un'altra touche per il Castellammare, continua a pressare, vuole il gol del raddoppio. Può andare Musso, Ba che appoggia per Colantoni, rimpallo con il pallone che si alza, ancora Ba, può andarsene, Ba apre tutto, non è male l'idea per Tarantino che mantiene i palloni in campo, anzi no, è rimessa dal fondo. Ci aveva provato Malik Ba, un'altra volta altruista qui il 10, ho visto con tutti i numeri praticamente, da quando è a Castellammare, col 9, con l'11, oggi col 10, anche se si tocca la gamba sinistra, quindi occhio a questo potenziale problema per Malik Ba. Allontano nel frattempo Mortillaro a cercare Colombo che voleva servire Russo. Agnello, gira il pallone il Cus, l'idea è per Sorrentino. Lo Bosco ringhia sulle caviglie e poi Ba potrebbe partire in contropiede, è velocissimo Malik Ba, una freccia nella metà campo del Cus, ancora il numero 10, aspetta, doppio passo, se ne va, Ba mette al centro per Colantoni che tocca di quel tanto che basta, ma la prende Mortillaro, ancora Malik Ba show lì a sinistra. Via male qui Mortillaro. Siamo al 22esimo appena concluso, praticamente alla metà del primo tempo. Castellammare avanti, ma ha avuto qualche occasione per raddoppiare. Adamo dietro per Di Paola, allontano il numero 1 del Castellammare a cercare subito la corsa di Tarantino che gioca da terzino offensivo agli estremi. Ancora Tarantino a cercare l'inserimento di Noto, non era per niente male l'idea di Tarantino e soprattutto l'inserimento tra i difensori di Noto e Dalodare, ma il controllo era davvero complicato. 23esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo e 1-0 tra Castellammare del Golfo e Cus Palermo, anzi per essere più precisi Castellammare Calcio 94, il nome della società che rappresenta la città di Castellammare del Golfo nel pantheon dilettantistico siciliano. Bosco va a vuoto, riprende però il pallone Lo Bosco, ancora poi rilancio verso Ba da parte di Musso, fermato Malik Ba e c'è Centonze colpito, era in mezzo a tre Centonze, è riuscito a far passare il pallone, bravo qui il capitano del Cus che prova a creare i presupposti per una sorta di ripartenza da parte della formazione cusina, che però deve ancora rendersi pericolosa rispetto al Castellammare. Centonze dietro, va passare forte su Mortillaro, poi Tarantino vince questo scontro aereo, poi lotta forte Russo, vuole mantenere il pallone
tra i piedi, con la testa, serve Sorrentino, lo aiuta anche sulla parte del campo Sconti, poi Tarantino sbaglia il passaggio per Ba, ancora Russo che perde il pallone, c'è Noto che lo riprende, riesce a servire nello stretto Tarantino che mette questo cross al centro per Malik Ba. Che è successo qui per Ba che aveva proprio il controllo perché Tarantino è stato Colantoni. Ba qui ha provato un controllo ma il pallone gli è finito alle spalle, favorendo quindi la ripresa dei difensori del Cus che già si davano battuti. Rilancio a cercare proprio l'attacco Cussino, poi mette giù il pallone. Il numero 7 Moncada praticamente serve gli avversari. Ancora Ba, può andare Ba al limite dell'area. Tarantino servito qui da Colantoni, ancora Tarantino, provato un cross più che un tiro, anche se stava rendendosi minacciosa questa palla anche per Mortillaro che andrà a battere la rimessa dal fondo. Per ora è 1-0 il punteggio dal secondo minuto di gioco, da quando il cronometro diceva 1:20. 1-0, rete di Musso, servito perfettamente da Noto che ha messo un cross al bacio per il numero 7 che in questo momento è l'uomo che decide l'incontro. Lo Bosco, lontano anche lì il numero 2 Sorrentino, anche Centonze si unisce a questo ping pong, prova a mettere il pallone giù, poi il numero 9 Visconti va dietro Agnello dove c'è Palmeri, fermato anche l'avanzare di Palmeri e allora può andare il Castellammare con la corsa di Malik Ba a sinistra, pallone imprendibile anche per Malik Ba, anche se Adamo, Tarantino, praticamente i senatori del Castellammare gli stanno dicendo di crederci di più perché forse un altro scatto e questo pallone era recuperabile, era riciclabile da parte di Ba. 27esimo, pallone che finisce fuori, sarà per il Castellammare. Per finire quindi con il menù di oggi Sportisili, noi non possiamo non ricordarvi anche Palermo Calcio 5 contro Palermo Futsal Club. I ragazzi di Mister Gentile vanno a fare visita ai campioni di Sicilia, bellissima gara. Ovviamente vi ricordiamo di seguirla sui nostri canali social e in particolare la live stream sul canale YouTube. Poi domani sarà davvero da divertirsi con tutte le altre gare del campionato di eccellenza e non solo, anche promozione, tutto quello che volete vedere riguardante il calcio dilettantistico in Sicilia su Sportisili lo potete trovare. Nel frattempo, mentre che parliamo, arriva anche la pioggia, sentite pure il vento che inizia a intensificarsi qua, fallo su Malik Ba commesso dal numero 4 Casisa che rischia anche l'ammonizione e infatti arriva il primo giallo della gara al 28esimo, estratto verso Casisa. Ci aveva risparmiato fino a questo momento l'acqua, adesso inizia davvero a piovere con grande intensità. Una vera e propria tempesta con il pallone che non sta fermo e quindi non riesce a battere il Castellammare. Aspetta ancora qualche secondo, sfidano le intemperie i 22 eroi che oggi sono in campo. Adesso volano anche dei pulviscoli, è davvero complicato giocare. Pallone che arriva adesso in aria, ha provato lo stacco Lo Bosco, adesso deve tornare a casa base. Complicatissimo ora anche giocare, il Castellammare voleva cercare il raddoppio prima che potesse arrivare quello che comunque era atteso anche dalle previsioni meteo
anzi inatteso, era quel momento di stasi, quel momento di sole che ci ha accompagnati nel corso dei primi 30 minuti dell'incontro. E adesso invece arriva questa burrasca a Castellammare del Golfo. Anche Mortillaro ha difficoltà a battere. Stoppa il pallone adesso il Cus. Un pochettino dove anche qui ovviamente nei fori che bisogna di una coperta. È vero complicato anche per noi capire quello che succede in campo, anche se qua è abbastanza chiaro l'intervento falloso di Caronia ai danni di un giocatore cusino. 1-0 il punteggio alla mezz'ora. Gioca il Cus, occhio al pallone che si ferma praticamente in volo. Adesso va lontano Musso, prova a stoppare il pallone Noto, riesce a servire Tarantino. Non sappiamo quanti lanci lunghi possono essere una soluzione in questo momento dove il vento e la pioggia sono protagonisti. Caronia, pallone che poteva essere buono per uno dei suoi compagni più offensivi, tipo in quel caso Colantoni, che adesso sta pienamente facendo l'esterno a sinistra con Vapi a destra e Noto centrale. Vediamo se è una soluzione temporanea oppure se adesso si assesterà così il Castellammare di mister Mione. Ci sembra però che Tarantino adesso a pressare forte con proprio il numero 11 Colantoni, sono loro a occupare quella zona di campo momentaneamente. Vedete il campo che si sta riempiendo di chicchi di grandine bianchi, una situazione che abbiamo visto anche durante il riscaldamento. Poi il sole all'improvviso all'inizio del match, un tempo pazzerello. Marzo è arrivato con anticipo qui a Castellammare. In realtà questo ci sembra più un tempo consono a quelle che sono anche le nostre tempistiche a livello di calendario. Siamo solamente al 10 di gennaio, siamo alla seconda gara annuale per quanto riguarda il 2026 per entrambe le formazioni. Qua deve uscire Di Paola. Di Paola in due tempi la fa sua. Aspetta Di Paola, poi preferisce mettere il pallone giù e andrà con il rilancio con il destro che potrebbe andare dalle parti di Ba. Poi il vento lo sposta verso Musso che può giocare. Musso appoggia giù il pallone. Non c'è fallo qui ai danni del numero 8 del Castellammare, Pipitone, pallone che scappa via. Palla per il Cus, palla per Sorrentino che prova a cercare avanti Colombo. Poi Castellammare in qualche modo riesce a uscire. Musso a cercare Malik Ba. Imprevedibili da questi lanci anche per Ba ma anche per i difensori, e quindi questa è un'arma sicuramente più che a doppio taglio, un jolly per il Castellammare che adesso va proprio a sinistra alle parti di Tarantino che non controlla questo pallone. 34esimo di gioco dei 45 previsti. A breve le squadre potranno prendersi qualcosa di caldo negli spogliatoi. È complicato adesso riscaldarsi anche per i giocatori in panchina. I dei mister però temerari, il mister Mione che non si sta mettendo neanche un cappellino, vuole proprio sfidare il freddo e la grandine. Mister Demma invece ha un giubbotto un po' più rinforzante, però il cappuccio lo rende un pochettino più protetto a questa pioggia, a questa bufera che si sta abbattendo qui al Matranga. Adesso nuovamente per Tarantino a cercare al centro dell'area di rigore Adamo addirittura, anzi pardone a Caronia. Adamo per ora è fisso dietro e allora ancora va a ricevere, fa la sponda, va, pallone a metà rispetto a Musso e poi incredibilmente, voi non l'avete visto perché
pallone si è impennato ed è tornato dietro, incredibile. Ancora pallone buono per il Castellammare, fermato, e l'ultimo tocco qui anche di Colantoni, quindi fermato il Castellammare lì sull'auto mancino. Un rilancio clamoroso da parte della difesa del Cus, con il pallone che si è stoppato ed è andato indietro. Questo, come dicevo prima, può essere ovviamente un jolly, soprattutto per la squadra che attacca nel lato favorevole al vento, e quindi in questo caso il Castellammare. Si perde sul fondo il pallone, può stopparlo e adesso potrà andare con la battuta a Mortillaro, ma non è un compito facile, perché il pallone sembra scappare da un momento all'altro. Si allontana Mortillaro che prende la rincorsa. Il pallone lo vedete che va stoppandosi, sfidando le leggi della fisica. Pallone ancora per il Castellammare, incredibile, avete visto meglio questa volta, divertente da vedere, un po' meno però da testimoniare questo freddo di Castellammare. Va alle parti di Caronia, ancora Tarantino imbeccato lì sull'auto mancino. Tarantino aspetta la giocata, Tarantino mette il pallone al centro, esce in qualche modo il Cus, ma c'è sempre Tarantino che può giocare con un pallone stranissimo che si impenna. Noto ci ha messo lo zampino, la para Mortillaro, lo vedete il vento come può giocare a favore del Castellammare. Ancora rimessa con le mani a favore degli azzurri. 37esimo, che arriva alle parti di Ba, che fa ancora la sponda per Noto, atterrato in aria, non c'è nulla da segnalare. Può giocare quindi Capitan Centonze questo pallone, ma col mancino Centonze bloccato al centrocampo azzurro. C'è Pipitone adesso, aspetta Pipitone in due a bloccarlo, poi ha provato a girare subito Noto dalle parti di Musso, non è riuscito nel suo intento il numero 9, così come ha ben fatto invece nel corso del secondo minuto con il gol di Musso sul cross proprio di Noto. Ancora Cus, Cassis ha provato questo rilancio, Adamo deve stare attento a giostrare questo pallone, va al rilancio con una mossa quasi di jiu-jitsu. Adesso occhio a Ba che può andare, Ba lo invocano al tiro, c'è lo scambio però, ancora Ba, il tacco, poi non riesce a riservirlo Colantoni, può insistere però il numero 11, ancora Colantoni, cross stranissimo che però non scoprirà mai l'area piccola, e quindi rimessa per il Cus. Ancora Va, lo vedete, quando prende il pallone tutti vogliono che lui vada al tiro, anche perché ancora il Castellammare, il vero, da fuori non ha provato. Sono molto curioso di vedere quale sorte avrebbe un tiro del Castellammare nel caso provassero adesso con questo vento, con questa pioggia dalla distanza. Cus che sembra bloccato da una barriera invisibile, non riesce ad andare oltre la linea di centrocampo, anche perché il vento sta giocando completamente a sfavore dei ragazzi palermitani, che mister Demma sta cercando di mantenere sulle spine. Sono le lamentele per ora tra Caronia e il direttore di gara, anche Centonze è andato a lamentarsi, a difendere Mortillaro che non riesce a battere bene per colpa del vento. Va, riprende il pallone, Centonze deve quindi girare, atterrato Centonze, c'è il fallo commesso qui da Salvo Noto, calcio di punizione per il Cus. Centonze già gioca, anzi no, ora stoppa il pallone, quindi batterà lui. Centonze
Intanto torna alle parti di Mortillaro che va con il rilancio lungo, cercare proprio Colombo che voleva girare per Russo, alla fine in qualche modo Noto riesce a servire, va ma è fuori gioco, era già alta la bandierina del guardaline, era in fuorigioco Malik Ba. Noto aveva fatto una sponda stranissima e Ba comunque era in offside, quindi non poteva ricevere questo pallone. 40esimo su 45 previsti per questo primo tempo, che era iniziato con un sole accogliente, sta finendo con la bufera. Occhio perché il pallone scappa, Mortillaro non riesce a battere. Adesso attendiamo la battuta di Mortillaro che prende sempre una bella rincorsa. Il pallone adesso vola via e occhio perché può essere interessante questo rilancio di Mortillaro. Due tempi Russo, va lontano il Castellammare, va un'altra volta, è una minaccia, però riesce a gestirla il Cruz. E adesso occhio perché c'è un'altra volta Palmeri che si accontenta della rimessa con le mani. Lo scambio provato con Visconti che non riesce però neanche a controllare, allora rimessa per il Castellammare ancora con le mani, andrà in quella parte di campo Tarantino, va, appoggia Colantonio, ancora lui, vuole Noto in velocità, Noto mantiene il pallone in campo, Noto, e poi riesce anche a girarlo, va, viene anticipato però dalla chiusura di Casisa, e allora Mortillaro con il destro può andare anche lui abbastanza lontano, non riesce nell'impresa di mantenere il pallone in campo dopo la chiusura di Lampo. Qui Tarantino, 42esimo in corso dei 45 previsti, non so se verrà dato il recupero perché si è perso un po' di tempo, ma più che altro appunto per battere i calci piazzati praticamente, perché il pallone scappava via, ma solamente negli ultimi 15 minuti d'altronde, quindi sarà curioso anche vedere come la gestirà il direttore di gara. Adesso il pallone che può essere nuovamente buono per il numero 9 Visconti, bloccato Visconti, che non sta funzionando nel cross, c'era fuori gioco probabilmente per Paolo, questo volevano i difensori del Cruz Palermo. La può giocare però il club castellammarese, una serie di passaggini che non sta portando però in questo momento all'esito sperato. Noto, controllo del numero 9, ancora Noto, adesso c'è Musso in aria assieme a Ba, la Tarantino a battere con le mani, si avvicina anche Noto, probabilmente lunga gittata di Tarantino che va adesso in area di rigore, pallone che non arriva però agli azzurri, va lontano il Cruz ma non riesce a tramutare questo rilancio in un'azione offensiva. Di Paola poi non super preciso, lo Bosco deve solamente tornare a casa base perché il pallone impreciso del suo portiere, rimessa per il Cruz, e quindi prova a studiare qualche mossa per fare male al Castellammare in questo finale di primo tempo. Musso va lontano, poi Pipitone va adesso fuori il pallone, può giocare il Castellammare. Noto, uno scorpione di Noto però fino a se stesso. Adamo guarda Di Paola, pallone per il suo portiere. Di Paola, rilancio che buca il centrocampo, può andare Noto che cambia gioco, pallone che era buono per Tarantino, peccato perché l'idea era perfetta, la realizzazione un po' meno da parte di Noto che voleva aprire, ci stava anche riuscendo, per Tarantino che avrebbe avuto un'autostrada se questo pallone fosse stato recuperabile. 44 sul cronometro di gara, fra poco 45. Castellammare 1, Cruz 0, dura dal secondo minuto il vantaggio castellammarese con lo stacco di Musso. Qua occhio al pallone rischiosissimo dato a Casisa che riesce comunque a gestirlo,
Prova a mantenerlo in campo il Kus, prova a girare, a far vedere parvenza di gioco, ma è complicatissimo tra le condizioni atmosferiche e soprattutto un Castellammare che vuole fare lo schiacciasassi di questa partita. Ancora Castello. Pallone a metà, riesce a riprenderlo il Kus, che può a sua volta ripartire. Occhio lì a destra, quindi ancora Kus, cross che arriva al centro, Di Paula blocca questo pallone che stava per essere buono e disponibile per Filippo Moncada. Adesso anche il Castellammare deve stare attento, credo che saranno 60 secondi di recupero per la fine della partita. Ho visto solamente un dito alzato per il direttore di gara. Qua Adamo, bloccata Adamo, non c'è fallo, rimane a terra il giocatore Cussino. Ancora una volta Adamo senza paura nonostante il naso mascherato da questa protezione. Adesso occhio a Noto, pallone sempre per il Castellammare che non mette via l'oggetto della contesa nonostante ci sia un giocatore Cussino a terra. Poi Musso, Noto può arrivare sul pallone, Noto è in posizione regolare, Mortillaro esce, si era disinteressato dell'azione, ma Noto poteva andare su questa palla. Centonze l'ha coperto di quel tanto che basta e quindi Mortillaro ha avuto vita più facile. Qualche altro secondo si gioca in realtà per quanto riguarda questo primo tempo che sta per concludersi, però non c'è più la bufera, ma continua a esserci il nuvoloso. Occhio qua Malik Ba, anche se c'è fallo segnalato ai danni di Russo. Aspettiamo la battuta del Cus Palermo con Casisa, largo a destra, ancora Casisa, pallone che prova a entrare nel rigore, bloccato da Adamo. Allora c'è Russo, atterrato, non c'è fallo, Noto può giocare, ancora Cus che torna dietro dove c'è Sorrentino. Moncada ha provato a fare qualcosa Moncada, ma finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero. 1-0 per ora, è decisivo il gol del numero 7 Musso. A tra poco. Poi King, Vizzini mette il cross, Gambino stacca più in alto di tutti, il pallone si spegne sul fondo, prima occasione Akragas, c'è il recupero da parte del Gemini Converri che prova a far partire l'azione servendo Lucera, pallone sulla sinistra, Lucera davanti a sé Cipolla, il cross in mezzo a cercare Stassi ed il vantaggio del Gemini, ha segnato Giorgio Stassi sul cross di Lucera, si avventa la conclusione. Alla fine Uniemi conclude, ma c'è stato prima un tocco con il braccio e poi Vizzini avanti a cercare Gambino, chiude la difesa delle Gemini, poi King la conclusione, pallone che si spegne alto sopra la traversa, sfiora ancora Silvio Tripoli, allarga su Vizzini che rientra, poi mette il cross a cercare King che prova la girata, pallone alto sopra la traversa. Uniemi, Messina, cross in mezzo Gambino e poi Tripoli appoggia in rete per il pareggio dell'Akragas, il gol del pareggio firmato da Silvio Tripoli. Cross e poi la conclusione al volo da parte di Miceli. In avanti a cercare Uniemi che entra in area di rigore, ancora Uniemi atterrato, calcio di rigore per l'Akragas.
è ammonito Ancona. Ora tutto pronto per questo calcio di rigore. Fischia il direttore di Gama. Va Yama con il sinistro e colpisce il palo. Da parte di Gambino. Alla fine recupera palla l'Agragas con Yama. Avanti a cercare il cross e poi spezza di testa. Gambino. Yama la conclusione, spettacolare gol di Cristian Yama, un sinistro che si spegne sotto l'incrocio di mani, un gol fantastico del numero 16 che si riscatta dopo il calcio di rigore sbagliato. Far partire i suoi ragazzi, c'è il recupero palla da parte dell'Agragas con Natale Gatto. Ancora Gatto che prova la conclusione e questa volta si concretizza in rete il gol di Natale Gatto. Camilleri, Tripoli, si gira e mette il cross in mezzo, allontana la difesa, poi Gatto di nuovo, segna un grandissimo gol Natale Gatto, mamma mia che gol, l'ha fatto di nuovo e l'ha fatto anche stavolta in maniera meravigliosa. Natale Gatto firma una doppietta. La promozione, Coppa Italia promozione. La conclusione di Lucera. Pallone che si spegne sul fondo. C'è il pallone per Gambino che guarda la porta e prova la conclusione. L'arbitro ha il fischietto in bocca e allora decreta la fine della partita tra Agragas e Gemini. Siamo qui con mister Piero Bettangona. Mister, possiamo dire per i tifosi neutrali è stata una bellissima partita perché hanno assistito a delle prodezze, poi voi nel primo tempo siete riusciti a fare davvero una bella gara, anche in gran parte del secondo tempo e poi appunto hanno prevalso dei gran gol. In realtà nel secondo tempo mi aspettavo, come dire, un approccio diverso, ma forse abbiamo subito più loro da un punto di vista caratteriale, non siamo riusciti ad arginare come dire, il loro ritorno in gara, che era comunque scontato. Ne avevamo parlato negli spogliatoi prima del rientro del secondo tempo. È venuta fuori la maggior loro, come dire, qualità balistica, la loro maggior personalità, carisma, esperienza. Peccato, io ragazzi posso rimproverare veramente poco. Sono step di crescita di una squadra giovane, di una squadra che comunque ha bisogno in certi momenti anche di ritornare, come dire, di ricevere qualche piccola batosta, perché comunque è da queste, superando questi momenti, che comunque si cresce, si migliora, e noi ovviamente non l'abbiamo data, non diamo questo turno di Coppa assolutamente per vinto. Siamo abituati anche in passato a fare o come subire rimonte, per cui anche se il passivo forse diciamo un po' esagerato per quello visto in campo, anche se la vittoria per il secondo tempo assolutamente meritata da parte dell'Agragas. Noi ci proveremo nella gara di ritorno, ci dobbiamo provare assolutamente, perché la Coppa era e rimane comunque finché avremo minuti da giocare un nostro obiettivo. Sappiamo che è difficile, quasi impossibile, ma non impossibile, lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai tifosi, alla società e al calcio, diciamo, anche per i tifosi neutrali, come dicevi tu, che ovviamente nella gara di ritorno si aspettano uno spettacolo, diciamo, di questo livello. Un riassunto perfetto del match di oggi. Adesso le volevo chiedere, una squadra che ancora oggi ha fatto, diciamo, un po' fatica anche per quanto riguarda le assenze, diversi titolari oggi erano assenti. Ma no, perché comunque sappiamo che noi abbiamo una rosa formata da 14-15, dico, non mi piace parlare di titolari, loro lo sanno, e se andiamo a controllare le formazioni ci sono state sempre tante rotazioni, perché cerco di coinvolgere tutti devono sentirsi pronti, tutti devono sentirsi titolari. Poi ovviamente non tutti hanno lo stesso minutaggio, lo sanno, ne parliamo, perché comunque è una rosa importante, abbiamo obiettivi importanti, però
non mi sento di dire che oggi c'erano assenze, semmai posso dire che oggi c'era qualcuno più indietro di condizione, ma non è ovviamente un alibi, è un dato di fatto perché comunque Nana è rientrato da, come dire, poche settimane, altri giocatori che non sto qui a dire ovviamente hanno perso molte sedute per diverse motivazioni nelle ultime settimane, ma ripeto non è un alibi, anzi è, come dire, un momento di riflessione che ci deve far capire che se vogliamo e se dobbiamo aspirare ad obiettivi diciamo di ambiziosi, bisogna un attimino riassettarsi e partire dall'allenamento settimanale, ritornare al 100% se non di più per poter essere e dare il 100% in gara la domenica. Post partita di Acragas e Gemini, partita terminata per 4-1, siamo qui con Gianluca Muratore. Gianluca, è stata una gara combattuta nel primo tempo, anche in gran parte nel secondo, poi diciamo ci sono stati dei fattori chiave, ovvero possiamo dire 3 gol da parte dell'Acragas, uno più belli dell'altro, che hanno cambiato la partita. Sì, abbiamo interpretato il primo tempo alla grande, infatti siamo tornati nello spogliatoio con il risultato di 1-0 per noi. Siamo riusciti a imporre il nostro gioco per la prima versione di gara, poi siamo entrati il secondo tempo, la gara ci ha schiacciati, gli episodi comunque il rigore subito pronti e via, il secondo tempo ci ha demoralizzati e comunque anche complimenti a loro, ai meriti e alle grandi prestazioni che hanno fatto. Sei stato sicuramente uno tra i migliori in campo da parte della tua squadra, infatti avete concesso praticamente pochissimo nel primo tempo, poi appunto nel secondo Grazie, tempo grazie cambiato la mille, sì, partita. e spero sempre di dare il meglio io per la squadra, per la società, per i tifosi che ci sono sempre vicini. Niente, speriamo di riprenderci alla grande, ora testa alla prossima e testa soprattutto al ritorno che ancora c'è una gara da disputare. Ecco dunque, testa alla prossima partita, giocate di sabato ad Aspra, cosa ti aspetti da questa partita? Niente, dobbiamo rialzarci più forti di prima, dobbiamo portare a casa i 3 punti perché comunque abbiamo il campionato dove siamo secondi, dove siamo a meno 3 dalla prima e quindi non abbiamo tempo di leccarci le ferite, di piangerci addosso, dobbiamo tornare più forti di prima e sono sicuro che sabato sarà la partita giusta. Post partita di Acragas e Gemini, partita terminata per 4-1, siamo qui con Luca Antona. Luca, è stata una partita che possiamo definire strana, perché nel primo tempo voi siete riusciti a dominare sull'Acragas, poi la qualità dei singoli ha diciamo stravolto la partita. Ma è stata una partita da due volti. Al primo tempo abbiamo approcciato benissimo, abbiamo chiuso in vantaggio sullo 0-1. Poi purtroppo quel gol nei primi 5 minuti, diciamo un po' a freddo, ci ha destabilizzato, anche perché dopo 5 minuti è arrivato il rigore e non siamo stati bravi poi a mantenere il ritmo gara. Comunque sia, voi in difesa avete giocato una signora partita concedendo veramente poco, poi abbiamo visto 3 gol da parte dell'Acragas straordinari, uno più bello dell'altro. Alla fine rimane questo rammarico, diciamo, di aver giocato una bella partita. Ma sì, abbiamo giocato una bella partita, credo per 60 minuti. L'ultima mezz'ora ci siamo un po' disuniti dopo il 2 e il 3-1. Però non possiamo buttarci giù perché sabato abbiamo una grande gara, dobbiamo andare a Bagheria contro l'Aspra, che è una squadra che si vuole salvare e quindi noi dobbiamo per forza di cose fare il risultato.
Pronti per ricominciare qui dal Matranga di Castellammare, 1-0 per i padroni di casa, risultato che perdura dal secondo minuto di gioco, per l'esattezza da 1 minuto e 20 secondi di partita, quando Noto mette un cross al centro e il più lesto di tutti ad arrivarvi è il numero 7 Musso, che scavalca Mortillaro e trova quella che in questo momento è la rete che donerebbe 3 punti al Castellammare. Pronti per ricominciare, primo possesso per il CUS, non vedo cambiamenti nei 22 iniziali, nello schieramento iniziale di entrambe le squadre. Castellammare quindi ripartirà anche per questa ripresa con Di Paola in porta, Lo Bosco, Adamo, Lampo e Tarantino in difesa, centrocampo composto da Caronia, Musso e Pipitone, Colantoni alle spalle di Ba e Noto. Questo è lo schieramento di Mister Mione. Per quanto riguarda le scelte invece di Mister Demma, in porta Mortillaro, poi dietro stiamo vedendo Palmeri, Agnello, Centonza e Sorrentino, centrocampo composto da Moncada, Casisa, Russo e il buon Alaimo, attacco a 2, quando prova il tiro lontanissimo Noto. Dicevo proprio all'attacco a 2, nel frattempo ancora Tarantino, non ci fa parlare il Castellammare, che vuole invece parlare la lingua del gol qui al Matranga, che è in festa, è pieno di anime azzurre, biancazzurre, nonostante un tempo che per i primi 30 minuti di gara è stato piacevole, è stato invitante. Poi dal 30° al 45° si è abbattuta una bufera sul Castellammare, una bufera passeggera, perché adesso, come vedete, il sole è tornato a lambire il territorio castellammarese. Strano, sì, però ci può stare, siamo comunque a gennaio. Pallone per Musso, quindi su questo calcio di punizione segnalato dal signor Marco Ganzerli della sezione di Frattamaggiore. Occhio a Musso che mette il pallone al centro, buca la difesa del CUS, ancora a dare manforte a questa azione Lampo, e poi ha provato il sinistro Lo Bosco, ma è tutto fermo, c'è fallo. Calcio di punizione quindi per il CUS Palermo. Aveva lisciato il pallone, se non vado errato, proprio Agnello, e poi si era avventato su questa sfera Lo Bosco, dopo che Lampo, invece che andare verso la porta, ha preferito fare un po' da sponda, girare questo pallone al centro, magari sperando in compagni meglio piazzati. Effettivamente Lo Bosco era piazzato meglio, ma c'era un fallo in attacco, e quindi ancora Castellammare con Noto il tacco a favorire la ripresa palla però degli avversari, con Colombo che prova a farsi vedere. Diciamo che l'attacco del CUS non ha davvero preoccupato Di Paola, se non in qualche occasione nella quale ha pressato in maniera molto virtuale e pretenziosa il portiere del Castellammare, che si è solamente affrettato di andare con il rilancio. Castellammare è molto più pericoloso su Mortillaro, a parte poco fa sul Noto non ha fatto in realtà grandi parate. Occhio qua a Ba che prova a andarsene, in qualche modo Palmeri evita che il numero 10 possa mostrare il motivo delle sue importanti qualità da velocista. Qua invece le qualità da funambolo le ha il numero 8 Alaimo, anche se non in maniera precisa, era andato a dribblare i centrocampisti avversari. Pallone che poi torna alle parti di Mortillaro dopo che Castellammare l'aveva momentaneamente ripreso. Ancora Palmeri quindi può girare questo pallone, c'è il controllo e il fallo successivo su Russo, che rimane a terra adorante. Fallo quindi subito qui dal numero 10 del CUS, che adesso prova a rialzarsi seppur con difficoltà. 48esimo in corso, adesso inizia a riscaldarsi una folta schiera di baldi giovani. Per quanto riguarda il CUS sono davvero 7-8 i ragazzi che manda a scaldare Mister Demma, praticamente quasi tutta la panchina. Castellammare è ancora un po' silente da questo punto di vista, con Mister Mione che sta cercando di comandare i suoi, soprattutto Ba che parte in velocità. Ancora Ba mantiene il pallone, molto tocco e di Agnello, rimessa con le mani per il Castellammare, con Ba che preferisce andare subito alla battuta. Scambia adesso con Musso, sempre rimessa per il Castellammare con il CUS che prova a fare di necessità virtù e cercare di anticipare come meglio può le avanzate del Castellammare, che in questo momento ovviamente è in pieno controllo della gara, mai dire mai, anche perché
occhio qua nel frattempo, questo cross che arriva al centro, tutto è vuoto, c'è Ba che riprende palla, Ba scarica dietro, arriva il destro smorzato però da parte di Pipitone, rimessa con i piedi per Mortillaro. Dicevo appunto del Castellammare che in pieno controllo è ok, ma attenzione perché abbiamo visto come il vento oggi penda particolarmente verso la porta alla vostra e anche alla nostra destra, quindi il Cus che praticamente nel primo tempo rilanciava, il pallone gli tornava nella propria area di rigore, adesso potrebbe anche pensare di giocare più alla vichinga, potremmo dire, un po' in maniera spartana, per me sempre in termini storiografici, ma adesso pensiamo a questo calcio d'angolo perché Cus può battere con Russo. Tante le maglie nere in aria, Centonze, Agnello ad esempio, Russo però non riesce a battere perché il vento, lo vedete, fa muovere pure il pallone da terra e quindi pensate quando questo si trova in aria e anche in aria adesso perché tocca a Russo, pallone tagliato, Centonze a colpire, deviazione di Adamo. Centonze però si è reso protagonista di uno scontro con un giocatore del Castellammare che è rimasto a terra e infatti è il principale bersagliato del pubblico del Matranga. Ancora Centonze che va più che a scusarsi a capire quello che è successo con Lampo, 2 centrali, 2 numeri 6 che adesso continueranno a scornarsi perché c'è un altro calcio d'angolo per il Cus. Occhio ai tanti saltatori, pallone che non arriva ancora al centro. Parte adesso il cross, esce però il Castellammare con la ripresa palla sul primo palo ma che dura davvero istanti. C'è ancora Cus che per la prima volta prova a schiacciare dietro il Castellammare. Sorrentino alla battuta con le mani, arriva adesso proprio Agnello, poi non esce, Noto prova a controllare ma ritorna Centonze che in difficoltà cambia gioco, potrebbe e ci arriva infatti Visconti. Ancora il numero 9, la giocata per liberarsi di Lampo è molto fine a se stessa, finisce tutto lì, rimessa per il Castellammare che ha sofferto qualche minuto ma nulla da segnalare se non qualche pallone insidioso che è arrivato dalle parti di Paola. Noi vi ricordiamo che in questo momento siamo in diretta anche da Aspra, Aspra contro Gemini, gara valida per grande corsa alla promozione, dalla promozione all'eccellenza, che il Gemini ha 3 punti dall'Aragona capolista e non vuole farsi scappare l'opportunità di vivere 24 ore appagliati, così come praticamente quasi tutto il girone di andata. Adesso va adesso credo che possa prendere più dalle parti di Mortillaro ed è anche caduto un palo della porta. È pericolosissimo questo anche per Mortillaro, si è distrutta la porta del Matranga, una cosa che è davvero più unica che rara. Addirittura è Adamo, forte della fascia, dell'esperienza che ha, a cercare di capire quello che è successo con un palo, uno dei pali che delimita la parte bassa della porta difesa Mortillaro, che si è pericolosamente staccato e stava quasi per colpire il portiere del Cus. Per questo rumoreggiava anche il Matranga. 54esimo, cooling break potremmo dire, anche se di cooling oggi ci deve essere davvero pochissimo perché c'è freddo, semmai eating break potremmo dire, utilizzando sempre un sostantivo inglese. Porta sistemata, ma non sappiamo quanto possa essere definitiva questa soluzione intrapresa per evitare che possa sfaldarsi di nuovo la porta difesa da Mortillaro. È stato applicato un peso sulla parte che è di incontro, ma anche ovviamente di stacco delle 2 frazioni dello stesso palo che è messo alla base, la porta
che Mortillaro adesso può difendere. Si gioca quindi, pallone per il portiere del Cus che va lontano, vento che mi sembra abbia cambiato direzione, diciamo, quindi sfortunatissimo il Cus, perché per ora sta pendendo più dalla parte dove sta attaccando il Castellammare, così come nel primo tempo, solo che ovviamente dal regolamento le porte si cambiano e quindi è un po' una beffa anche per la formazione cussina, ma in questo momento in realtà non è il vento che c'era nel primo tempo, anzi. Ricordiamo appunto che attualmente in diretta Aspra Gemini sul nostro canale YouTube, ma non solo, c'è anche il Mistral di Mister Cappello alla prima gara del 2026 a cercare di fare punti importanti per la corsa alla promozione in A2, poi ovviamente di calcio a 5, abbiamo sempre calcio a 5 con Palermo calcio a 5 contro Palermo Futsal Club, i campioni di Sicilia contro la squadra di Mister Gentile, da non perdere assolutamente, oltre a diversi appuntamenti del calcio giovanile qui su Sport Isly per questo sabato pieno di appuntamenti. Qua Noto se ne va, ancora Noto, lotta con Centonze che si è staccato dai suoi ranghi per bloccare il numero 9, tutto buono però, può andare Musso mette il piazzato al centro a cercare Malik Ba. Esce bene un'altra volta Mortillaro, che in queste uscite basse si è particolarmente distinto anche nel primo tempo. Adam, attacco qui, riuscito, c'è anche il giallo per Palmè, se non vado errato, è il numero 3, no, il numero 2, Sorrentino. Si gioca a sinistra, mentre nel primo tempo giocava sulla fascia Mancini. Sì. Si è cambiato ormai il suo marcatore, in questo momento è Colantoni. Giallo quindi per Sorrentino, seconda ammonito della gara dopo Casisa per quanto riguarda il Cus e anche in generale l'incontro molto giusto, molto corretto, due squadre che non hanno mai alzato più di tanto i toni nell'agonismo. Cus che è ancora in partita e questo comunque deve dare fiducia ai ragazzi di Mister Demma, oggi arrivati qui a Castellammare con una formazione giovanissima. Pensate che i più anziani sono 25 anni, sono classe 2000, il portiere Mortillaro e il capitano Centonze. Poi soprattutto il reparto offensivo vede tantissimi giovani che arrivano anche a toccare il 2008 e il 2009 come anno di nascita. Occhio qua, il pallone è ripreso però da Castellammare che può andare lontano, pallone a metà, Mortillaro deve uscire. Che sta succedendo lì? Nell'area di rigore del Cus il vento stava quasi per fregare Mortillaro e in questo caso anche Palmeri. Castellammare non ha avuto il mordente per approfittarne di questa indecisione tra portiere e difensore. Adesso può andare lontano il Cus. Russo, sinistro qua di Agnello a cercare Sorrentino che torna dalle parti di Mortillaro. Si deve lottare su questo pallone Caronia, viene anticipato però, occhio a Visconti che può andare, Visconti, Caronia lo blocca. Battere il Cus, perde un po' di tempo Sorrentino, va adesso a cercare il suo compagno più offensivo, riprende palla il Castellammare che va lontano a cercare un'altra volta la corsa di Malik Ba, Centonze però lo chiude. Occhio però, ovviamente Malik Ba è caldo, deve trovare la rete del 2-0 che sarebbe anche la seconda rete stagionale contro la sua ex squadra. La sua carriera ha avuto solamente due amori, il Cus e il Castellammare. Oggi contro, in questo anticipo della giornata numero 17, mi sembra anche l'unico in attività per ora, perché Parmonval Montelepre attualmente, anzi Montelepre Parmonval, se non vado errato, attualmente non si sta giocando per le condizioni meteo.
perché a Tarantino che mette questo sinistro che si impenna troppo, non credo sia colpa del vento in questo caso. Tarantino qua non ha colpito bene questo pallone. Primo cambio per il Castellammare, sta per entrare il numero 18 tra le fila di mister Mione. Vediamo chi sta uscendo. Entra Vincenzo Di Matteo, esterno, titolare spesso e volentieri quest'anno. Oggi è ancora un po' acciaccato, ha dato spazio per un'ora di gioco a Colantoni che gli cede Casacca, mentre Colantoni scambia il suo posto, completa quindi questo scambio Casacca per posto in campo il numero 11, che ha fatto una partita comunque di sacrificio, di spinta, l'abbiamo visto praticamente dappertutto sulla tre quarti campo. È mancato forse il tocco finale, soprattutto in qualche occasione, però una prestazione per ora coriacea da parte di Colantoni. Adesso tocca a Di Matteo mettere i nuovi minuti nelle gambe. Adesso Ba, proprio servito da Di Matteo, può andare Ba, anche a lui, Ba è in aria, prova a girarsi, Ba col sinistro, deviato, rimpallo che favorisce la chiusura di Palmeri. E c'è ancora Di Matteo però che prova le prime giocate. Di Matteo non riesce a liberarsi e poi deve andare lontano con questo pallone russo. Contropiede possibile per il Cus, lo chiude però Adamo. Lotta su questo pallone Di Matteo, viene anche travolto, calcio di punizione. Soffiando qui a Castellammare, difficoltà per Adamo e per Lampo per battere questo calcio di punizione. Arriva adesso il lancio per Malik Ba. Visconti non riesce a controllare, quindi Cadonia lascia Lampo che lascia a sua volta Tarantino, che può andare con il rilancio per Di Matteo. Lo stop ancora una volta Tarantino, bloccato, rimessa per il Castellammare ancora una volta. Nel frattempo occhio perché c'è un problema. Adamo va a parlare con il direttore di gare, il signor Marco Ganzerli della sezione di Fattamaggiore. Siamo di Palermo invece i due assistenti, il signor Piranio e il signor Iannazzo. Occhio ancora al pallone che prova a girare Noto, di fatto però per Noto, quindi può andare lontano Mortillaro. Il rilancio che viene bloccato dal controllo di Adamo con un po' di difficoltà, riesce comunque Adamo a arrivare su questo pallone, viene spinto anche il veterano del Castellammare. Calcio di punizione, fallo ai danni di Adamo. 63esimo. Adesso che il vento si è arrestato, prova ad andare con lancio lungo verso Ba. Il Castellammare anche Noto ad aiutarsi con il fisico. Pallone che è buono, viene rimesso a centro, Noto, Ba! È tutto buono! Malik Ba! Non esulta perché un gol dell'ex, è arrivata la rete del raddoppio per il Castellammare. Adesso attenzione perché il signor Ganzarti va a parlare con l'assistente, ma sembra tutto buono. Malik Ba darà pace ed aria, ruba la deviazione di Noto e trova la rete del 2-0, infermabile. Malik Ba
c'era un po' di dubbio sulla posizione di partenza di Ba quando Noto è andato con il tiro verso la porta. Ba lo prende e lo deposita lui in gol. Un po' di confusione c'è stata, è arrivata la rete del 2-0 per il Castellammare e non poteva non segnare Malik Ba. Sempre una certezza in queste partite tese comunque, perché oggi il Castellammare si giocava una grande fetta di salvezza. In questo momento non sta tradendo le aspettative. Una squadra che era partita con i migliori delle aspettative, dei pensieri, dei cammini in questo campionato. Era tête a tête con il Licata per una gran parte della stagione, poi una serie di punteggi, di risultati insoddisfacenti. Ha ceduto la palma di underdog a squadre come San Vito, Camarat. Comunque all'inizio dell'anno aveva anche battuto. Adesso cerca ovviamente di fare i punti necessari per la permanenza in questa categoria che ormai da diversi anni appartiene al Castellammare, che ha trovato il 2-0 poco fa con Malik Ba, ovviamente. Secondo assist, quindi anche per Noto in questa gara. Prova a farsi le Noto, che ha fatto un grande lavoro in occasione del raddoppio. Prova a girare dalle parti di Tarantino, atterrato da Di Matteo. Qua invece il numero 8, Alaimo. C'è un cambio. Cambio 18-19 per il Cus. Traoré e Caminita. 67esimo. Vediamo chi esce nel Cus. Numero 4 Casisa, che è già ammonito. Poi c'è un po' di contrasto tra i giocatori che sono usciti e il tifo qui sugli spalti. A uscire è stato proprio il numero 9 Visconti, che aveva provato a controllare il pallone in questa ultima occasione. Fuori Visconti e Casisa, dentro Traoré e Caminita per quanto riguarda il Cus Palermo. Occasione quindi anche per questi due ragazzi giovanissimi, Traoré 2006, Yakuba forse iniziato qualche anno fa in terza categoria per lui. Anche storie bellissime di rinascita personale, anche questo è il bello del calcio, soprattutto a questi livelli. Deve costruire davvero una seconda identità, una seconda vita quando il sabato, la domenica colpisci il pallone. E poi anche spazio per Caminita, anche lui molto giovane. Adesso riprende palla il numero 8, Alan. La corsa a sinistra di Sorrentino, prova ad andare lui, Sorrentino, pallone al centro bloccato, era per Caminita che si era già fatto vedere con particolare intensità. Non era Sorrentino a mettere il corsa al centro, bensì si trattava del numero 10 Russo, che era dirottato sulla fascia mancina, e Sorrentino ad andare adesso a battere questa rimessa che viene subito restituita al mittente da parte di Di Matteo. Ottimo ingresso anche di Di Matteo, qualche pallone interessante l'ha giocato nel corso della frazione di gioco nella quale ha fatto il suo debutto oggi per questo 2026 sul campo di casa, tornando, ricordiamo, da qualche noia muscolare. (69esimo in corso per ora qui il Castellammare, pallone ripreso però subito dal Cus. Adesso
Castellammare prova di nuovo ad andare in velocità, non si gioca più con particolare intensità in campo. Siamo al 70°, gara che non è ancora acquisita al Castellammare, non lo puoi mai dire quando ti trovi in una situazione che vede le due squadre ancora divise a 2 reti, sì, ma con 20 minuti da giocare. Certo è che per quello che abbiamo visto in questi primi 70 di minuti, Castellammare si merita questi 3 punti. Il Cus comunque sta avviando un progetto che negli anni sono sicuro che diventerà brillante, lo è già adesso, perché avere il coraggio comunque di far giocare così tanti ragazzi giovani e talentuosi in un campionato complicatissimo come quello di eccellenza, dove in alcune squadre puoi trovare anche chi ha lambito i campi di Serie A e Serie B. Certo è che è davvero una grande responsabilità. Il Cus comunque sta portando avanti questo campionato con onore, anche se si fa molto complicato per la formazione ripescata nel corso dell'estate, dalla promozione all'eccellenza. Occhio qua, pallone, il tacco di Caminita era di nuovo per Visconti, poi potrebbe ripartire in velocità il Castellammare con Tarantino, la riprende invece Palmeri che fa un'ottima chiusura. Adesso occhio, la palla viene ripresa ma con un fallo da Castellammare, fallo commesso da Caronia. Ancora Cus con il pallone per Jakuba per numero 7 Visconti, pallone che non passa e Tarantino si stava quasi invitando al contropiede. Palmeri, scambio velocissimo con Colombo che ha provato la giocata nella lunetta dell'area, fermato il numero 11 che però ha messo in difficoltà la difesa del Castellammare dopo l'1-2 con Alaimo. Adesso si lamenta 111 forse per la perdita di tempo dei raccattapalle nel dare il pallone a Palmeri. Adesso pallo lontanissimo, Castellammare, 111, prova il mancino, palla che esce molto fuori direttamente dal campo. Credo che sia andata dalle parti di via Duchessa, vicino al Conad, o comunque nelle zone che fanno la contorno al Matranga di Castellammare, un gioiellino all'interno della cittadina ridente. Castellammare come San Vito, d'altronde 2 gioiellini estivi per i giovani, ma anche e soprattutto per la storia calcistica che possono vantare. Castellammare ha davvero decenni e decenni di categoria vissuta sulla pelle anche dei castellammaresi. Adesso è tornato la sua forma migliore. Adesso occhio a Jakuba Traoré che prova a farsi vedere, ancora a terra nel frattempo Visconti, ma Noto non vuole mettere il pallone fuori, vuole andare salvo Noto in contropiede, c'è Ba a destra, sciorinato Malik Ba, anche se adesso è pressato. Ba prova il servizio, il pallone gli ritorna, innamorato di Malik Ba, l'oggetto della contesa, che adesso va alle parti di Tarantino. Cross tagliatissimo, esce di cosa del Cus, ma c'è Caronia che può anche pensare alla conclusione mangiata. Lampo colpisce male, ma comunque era in posizione di fuorigioco. Ci ha provato Gabriele Lampo, lui che comunque di mestiere fa il difensore, quindi è giustificato in questi casi, anche se era in posizione irregolare dopo il rimpallo sul tiro tentato da Caronia. Non sembra neanche tutta questa conclusione quella scoccata da Barto Caronia, anzi, perdone, scambiato la M con la E. Di Matteo neanche passa, ma colpisce il direttore di gara che deve scodellare
il signor Marco Ganzerli della sezione di Fattamaggiore. Si è fatto un bel viaggetto, purtroppo ha visto una Castellammare piovosa in questo sabato di calcio. Adesso occhio al Cus che può ripartire in contropiede con l'idea a sinistra per Russo che prova le giocate. Grandissima chiusura di Lobosco che lo lascia lì. E adesso può lottare con questo anticipo comunque di Centonze che dà fiducia ai suoi compagni. Ancora a terra Russo. Yakuba gioca ma sbaglia il passaggio di ritorno. Riprende subito palla. Yakuba Traoré. Adesso va per Centonze che si sta prendendo la licenza di attaccare. Russo. Guarda l'area di rigore, Russo scocca il destro proprio verso la corsa di Visconti, lasciato correre a Tarantino, non la prende benissimo mister Mione, però comunque non arriva dalle parti di Visconti questo pallone che era davvero difficilissimo da prendere. 2-0 per il Castellammare. In questo momento decidono le reti di Musso e Malik Ba con 2 assist, uno volontario, uno meno di Salvonoto, che credo che comunque sia tra i migliori, se non il migliore in campo oggi. Va lontano Di Paola, inoperoso per la maggior parte del tempo. Ancora Lampo a lottare, Visconti prova a servire per andarsene. Sbilanciato, fallo commesso da Di Matteo. 2 numeri 18, 2 subentrati oggi qui al Matranga. Manca meno di un quarto d'ora più recupero alla fine. Cus per regalarsi un finale da vivere sia per loro sia per noi comunque, anche perché sarebbe davvero interessante, emozionante da vedere un finale dove tutto può essere in discussione, ma qua il passaggio di Alaimo per Russo non è, anzi in realtà il passaggio era intelligente, ma Russo non riesce a controllare e quindi 2-0 per il Castellammare. Abbiamo detto reti di Musso e Ba, entrambi gli assist sono stati forniti da Noto. Adesso il pallone torna alle parti di Centonze. Lotta anche Yakuba Traoré. È messa con le mani per il Cus Palermo. Sono anche un po' di cartelloni pubblicitari. Adesso il vento continua sempre più prorompente a farsi vedere, a farsi sentire più che altro qui al Matranga. Qua occhio a Yakuba Traoré che non prende questo bel pallone e allora c'è Malik Ba che può andare. Ba in contropiede, il vento è contro di lui, ma adesso va dalle parti di Tarantino. Ancora il numero 3, Tarantino mette il sinistro a uscire però il pallone rimessa dal fondo per Mortillaro. C'è un po' il dubbio, ma in realtà il pallone è già riuscito prima ancora che toccasse terra. Quindi 78esimo, rimessa al fondo per Mortillaro. E fuori il pallone Lobosco. Qua passa. Di Paola aspetta l'arrivo dell'attaccante avversario, un po' lo scherza anche. Dal rilancio, pallone stavolta che mantiene una parabola ortodossa. Il controllo non è sufficiente da parte di Bosco, che si era fatto vedere anche da parti più interessanti. Adesso chiama palla il direttore di gara, palla che arriva subito dalle parti del direttore di gara e quindi rimessa con le mani per il Castellammare. Sarà difficilissimo recuperare tutti i palloni, anche perché quelli che sono finiti fuori dal campo
chissà dove sono arrivati con questo vento prorompente che continua a corrompere le traiettorie dei ragazzi che oggi comunque stanno sfidando davvero tutto, non solo gli avversari, non solo se stessi, ma anche proprio le condizioni atmosferiche. Adesso Yacouba Traoré, Palmeri, lo scambio con Visconti è buono, se ne va il Cus, ottimo triangolo, e poi Caminita lascia scorrere dove c'è Colombo che non riesce ad andare al tiro, deviazione e palla ripresa da Di Paola. Ci provano i ragazzi del Cus, vogliono cercare di regalarsi un finale emozionante, intrigante, tutto da vivere qui al Matranga. Siamo all'80esimo e 2-0 tra Castellammare del Golfo e Cus Palermo. Va lontanissimo Di Paola a cercare Malik Ba, ancora Malik Ba, lo scambio con Di Matteo, Noto con un braccio, era abbastanza plateale il controllo del numero 9 che poi prova a giustificarsi dicendo che aveva colpito prima col fianco, però il controllo era abbastanza netto di Salvo Noto. Per ora vuole dare a lui la palma di migliore in campo, non ha trovato il gol che è un po' il carburante principale per gli attaccanti, però ha fatto una partita davvero di prestanza fisica e tecnica importante, imponente, quello che serve al Castellammare, soprattutto contando che oggi dava il cambio tecnicamente a un titolarissimo come Vittorio Messina che è out. Qua prova da lontanissimo Russo, prende la traversa, ci aveva provato il Cus con il talento del suo numero 10, ha colpito di netto la traversa, ci ha messo comunque la mano Di Paola con ogni probabilità e poi ha spazzato la difesa del Castellammare. Rimane avanti il Cus, un po' in difficoltà ora la squadra di mister Mione, forse si è un po' addormentata dopo il 2-0. Occhio adesso a Visconti che non riesce di nuovo a sciorinare la corsa di Palmeri. E poi torna al numero 3 che rimane quindi in fase d'attacco. Prova a uscire il Castellammare e ce la fa con Noto che voleva la corsa di Tarantino, era davvero un'ottima idea, poi Tarantino ha provato a battere, ma l'ultimo tocco qua era chiaramente del suo compagno, anche un po' per perdere tempo con ogni probabilità. Qui Tarantino fa una grande corsa ma non basta per mantenere il pallone in campo, poi credeva ci fosse stata una deviazione sul passaggio di Noto. Tarantino va lontano, può essere ogni volta una minaccia su questi rilanci, però 111 lo chiude senza particolari patemi. Qua arriva le parti un'altra volta va il pallone, fallo su Noto, calcio di punizione, rimane avanti quindi Castellammare. Altri cambi per il Cus, entrano il 17 e il 20. Viene ora il cambio per entrare Elvis Lenzi, è uscito Alaimo, anche Visconti con i due esterni, Alaimo e Moncada, due esterni. Visconti era uscito poc'anzi, quindi dentro Arena al posto di Alaimo e Lenzi al posto di Moncada. I due esterni cambiano nel centrocampo di mister Demma. Si era acceso alla fine Moncada e non Visconti, come erroneamente chiamato al momento del cambio. Con gli scambi con Palmeri forse ha capito che è sugli esterni che sta soffrendo maggiormente adesso il Castellammare, quindi mister Demma mette forze fresche, ha messo Lenzi, ha messo anche dall'altra parte del campo Arena, proprio Arena per il posto di Moncada. Vediamo se questo triangolo con Palmeri potrà essere nuovamente preciso e potrà dare qualche noia al Castellammare nel corso degli ultimi minuti di questa gara. Noto per Di Matteo che alza un campanile, quella che rimane là, Yacouba a terra,
prova a uscire il Kus, Lampol, serve nuovamente Arena praticamente, alla fine il pallone viene messo fuori da Caronia. 85esimo in corso dei 90 previsti. Arena forse con un braccio riesce comunque ad andarsene Kus con il buon Lenzi che viene colpito e poi da un preciso Agnello. Noto continua a rendergli la vita complicata, alla fine il pallone sarà nuovamente del Castellammare. Il neoentrato Elvis Lenzi non è riuscito a mantenere il pallone in campo, allora chiamano un altro cambio da parte del Cusa, forse è un cambio più di natura tattica, di uomini nello schieramento, perché non c'è nessuno pronto a entrare, solo un cambio per mister Mioni in questo momento, ovvero Di Matteo, che in realtà sarebbe un titolare, quindi distinta comunque, come diciamo, piena di assenti per il Castellammare, in attesa magari di qualche colpo in questa parte di annata che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del Castellammare in questo campionato di eccellenza, anche se questa vittoria diciamo che toglie un po' di castagne dal fuoco nel caso dovesse arrivare al termine di 90 minuti, mancano 5 al recupero. Di Paola vede questo pallone scorrere alle spalle del numero 1 che adesso riceve il pallone, il signor Marco Ganzerli continua a dare qualche colpo con il fischietto quando il pallone si allontana per evitare perdite di tempo, magari per evitare che arrivi un'altra burrasca, perché in questo momento comunque nel secondo tempo possiamo dire che la pioggia ci ha un po' risparmiato. Adesso occhio al pallone per Malik Ba, continua lo scambio, Landi e Vai, poi ha provato il colpo di testa Lampo. Kus che mantiene il possesso con l'ottima giocata di Lenzi, Jakuba che gira adesso, il pallone è passato, allora ancora Russo, ha avuto la grande occasione colpendo la traversa poco fa, Russo riesce a girare il pallone, Kus che schiaccia il Castellammare e alla fine arriva una deviazione, calcio d'angolo, rimane avanti però la formazione cussina, vuole riaprire il match. Pallone che arriva al centro, passa senza colpo ferire, mantiene il pallone in campo Centonze, che viene però facilmente incuneato dalla morsa di Tarantino che aspetta l'ultimo momento disponibile per fare sbattere questo pallone su un arrebbante Jakuba. Cambio per il Castellammare, deve quindi fare una bella corsa Piranio, il primo assistente del signor Ganzerli, per andare a rendicontare il cambio, l'inserimento di Rocco Vaccaro, che avrà quindi la possibilità di giocare gli ultimi minuti di questa sfida contro il Cus Palermo. Esce salvo Noto e gli applausi sono tutti per lui. Abbiamo detto una prestazione praticamente da migliori in campo per Noto, si era scaldato ed era anche pronto per entrare il numero 13 del Cus, Manuel Licalzi, ma forse non era ancora il momento per il suo ingresso in campo. Era fuori Noto, che si è preso una meritata standing ovation, dentro Vaccaro, che non è un attaccante, più un centrocampista, quindi diciamo che sistema un po' più lì nella zona nevralgica del campo il Castellammare. Con l'ingresso di Vaccaro va proprio a sporcare il pallone a Jakuba, prova poi il mancino a lontano Russo, ancora Vaccaro a rendere dura la vita a Jakuba Traoré, che poi fa un passaggio un po' così, Tarantino riesce a sporcare il pallone e lo stesso Vaccaro mette nelle condizioni giuste Musso per andare con il rilancio per Ba, in aria, Ba! È improbabile!
incredibile! Malik Ba che trova la doppietta personale, la doppietta dell'ex, soprattutto il 3-0 per il Castellammare. Per nulla da segnare come scontato questo gol di Ba, perché è partito perfettamente alle spalle dei difensori. Questa volta mi sa che ogni dubbio è fugato, anche se Centonze continua a parlare con il signor Ganzerli. Poi comunque ha controllato, ha mantenuto lo scontro fisico con il difensore, e poi lo scavetto non è per nulla scontato. Con questo vento, con queste situazioni, Mortillari è anche un portiere abbastanza alto. Cambi nel CUS, è entrato appunto Licalsi, l'avevamo annunciato che sarebbe entrato a momenti il numero 13, lo fa praticamente al 90esimo, fuori Alessandro Palmeri, che negli ultimi minuti si era messo particolarmente in mostra, senza colpo ferire. Castellammare con questo 3-0 si avvicina sempre di più alla chiusura di un match dominato. Sicuramente nel finale il CUS era fatto vedere, chi lo sa, magari se quel pallone di Russo fosse entrato, non avesse colpito la traversa, staremmo parlando di un altro match, di un altro epilogo. Ma questo è il calcio, bisogna mettere dentro anche le poche occasioni che ti capitano. Fuori in questo momento Malik Ba, si prende l'applauso, il mattatore dell'incontro. E le sentite? L'applauso del Matranga per Malik Ba. Al suo posto entra Alessandro Urso, è anche entrato Gioele Coraci al posto di Tarantino. Cambi praticamente dell'ultima ora per mister Mione, e anche per dare spazio a chi oggi comunque è qua, chi oggi è convocato, chi si è scaldato con la squadra, che ha fatto la preparazione con coloro che poi effettivamente sono scesi in campo, ed è giusto anche dare un meritato premio a chi si allena costantemente, ai ragazzi che si allenano sempre con professionalità nonostante la giovane età. Questo è uno di quelli, Rocco Vaccaro, che qua fa un'altra grande giocata per liberare lo spazio per andare lontano. Ancora Vaccaro, controllo un po' più complicato, alla fine va lontano per il 17 a cercare la corsa qua di Urso, che può anche farsi vedere là davanti. Ovviamente adesso anche Urso proverà a bucare la difesa del CUS, che ormai aspetta solamente il triplice fischio. C'è Pipitone, prova il mancino deviato da Di Matteo, sfortunato qui Pipitone, era un mancino comunque che non sembrava potesse impensierire più di tanto Mortillaro. Non abbiamo visto i minuti di recupero assegnati dal signor Ganzerli, fatto sta che comunque crediamo che manca davvero poco alla fine di una gara che, con tutti i se del caso, dovrebbe finire a favore di un Castellammare che ha meritato la vittoria e che adesso si rilancia in classifica. I punti, se non vado errato, vado a memoria in questo momento, diventano 25, quindi ritorna là il Castellammare, aspettando ovviamente poi tutti gli altri risultati del weekend, della domenica. CUS invece che aspettava il punteggio di Montelepre Parmonval, ma a quanto ho capito il match non è ripreso, o almeno potrebbe riprendere a breve, e quindi è importante anche avere questa notizia per i ragazzi cussini, visto che sono invischiati nella lotta per non retrocedere con le due squadre sopracitate che oggi si affrontavano, e anche e soprattutto Folgore, che domani giocherà contro il San Vitolo Capo sul proprio manto del Dino Marino. E poi anche l'Accademia Trapani. Sarà davvero complicato per queste squadre far svoltare la stagione, quantomeno evitare la retrocessione diretta e poi giocarsela ai play-out, che ormai si è creato davvero un solco tra il resto del gruppo, che era proprio
rappresentato dal Castellammare e le 5 squadre che si stanno spartendo il compito di non abbandonare anzitempo la categoria. 95esimo, praticamente parlando siamo arrivati alla fine del match. Vaccaro prova ancora a lottare, ma Elvis Lenzi riesce a riprendere il pallone. Yacouba Traoré per il Cus, ancora dalle parti di Sorrentino, chiama palla Russo, ma il pallone non arriva all'1-10 che ora si è completamente spostato sulla destra. Sorrentino per Yacouba Traoré, ancora il numero 18 può giocare velocemente il Cus con triangoli che comunque non sono assolutamente da buttare, anzi sono un punto di partenza importante per la squadra cussina, che esce con questo 3-0 che assieme alla sconfitta patita in casa contro il Montelepre potrebbe far stizzire qualcuno, ma poi bisogna anche vedere come si è giocato. Il Cus, una squadra giovanissima, comunque ha tenuto botta a Castellammare. Prova Yacouba Traoré, la mette fuori Di Paola ed è il fischio finale, è l'ultima azione di Castellammare Calcio Cus Palermo che diventa storia, è 3-0, decide il gol di Musso dopo 80 secondi e la doppietta nella ripresa del solito Malik Ba, che non esulta ma condanna i suoi ex compagni a un'altra sconfitta, a un'altra settimana di sofferenza lì in fondo alla classifica. Castellammare che invece si allontana proprio dalla zona calda e si invita nuovamente alla festa dei playoff, aspettando ovviamente i punteggi di domani. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Matranga di Castellammare. Da Gabriele Rispetta è tutto e noi ci sentiamo